È un investimento molto importante che viene fatto per la sicurezza dei nostri comuni e anche della cittadinanza e soprattutto è un sistema che io definisco sussidiario perché parte dal basso. Un lavoro di squadra tra primi cittadini che ha permesso di sbloccare fondi per 2 milioni di euro che andranno a finanziare 13 progetti in altrettanti comuni. Il bando è stato aperto nell'autunno dello scorso anno dalla provincia di Padova, 13 le opere pubbliche che con l'atto formale di oggi saranno cantierate. Si parla di nuove rotatorie, di collegamento, riqualificazione, messa in sicurezza delle strade, ampliamenti stradali e poi nuove ciclopedonali. I soldi dal punto di vista della provincia arrivano dai titoli primi e quindi dalle risorse correnti, ma anche dalle immatricolazioni delle auto. E terzo, anche da un riordino che la provincia sta portando avanti. Interventi che andranno a migliorare la sicurezza delle strade. I fondi arriveranno a Bagnoli di Sopra, Campo San Martino, Casale di Scodosia, Curtarolo, Limena, Maserà, Piacenza d'Adige, Pozzonovo, Orvolon, San Pietro Viminario, Santa Giustina in Colle, Villa Franca Padovana e San Martino di Lupari. In quest'ultimo comune arriveranno 83.000 euro per finanziare una rotatoria tanto attesa nella frazione di Campagna Alta. Il progetto di questa sistemazione di questa strada risale a qualche decennio fa, però rimaneva da realizzare questa rotatoria che mette in sicurezza anche l'accesso a una zona densamente abitata dove ci sono anche delle scuole. Quindi il Paese alla notizia dell'assegnazione di questo contributo l'ha presa con molta felicità. Insomma. Quando partono i lavori? Ma io penso che il tempo di fare le pratiche, io mi auguro prima possibile, comunque sicuramente dopo l'estate immagino.